Le ultime novità in campo della sanità, lei ha stretto contatto con il Presidente Schifani, lavorate quotidianamente anche per ovviare alle tante mancanze del settore della sanità, in particolare mi riferisco alle lunghe file da fare per i servizi sanitari. Per quanto riguarda le liste attesa, finalmente qualcuno se ne sta occupando e l'assessorato regionale di salute se ne sta occupando con intensità e determinazione. Abbiamo ridotto dell'85% le prestazioni incluse nelle liste attesa con riferimento alle attività ambulatoriali e del 25% quelle di ricovero. Ci sono ancora inefficienze di servizi che vanno evidentemente eliminati con un'attività in sinergia con le aziende sanitarie, da cui a breve saranno nominati la Giunta individuerà i nuovi direttori regionali. Confidiamo che questo rapporto di collaborazione in particolare con i nuovi direttori generali, ma al momento con i commissari, possa garantire percorsi semplificati, un accesso equo e direi immediato alle prestazioni che sono richieste al cittadino. Tuttavia possiamo dire che finalmente vi è un piano complessivo di riordino del sistema di prenotazione relativo alle liste d'attesa, in effetti ancora ragionevolmente non breve, e da qui a breve verrà attivato il Sovracup che consentirà ai CUP provinciali una interoperabilità e quindi una dimensione di accesso alle cure anche in province diverse da quelle nelle quali opera e risiede il cittadino. Qualche novità anche per la nostra provincia di Agrigento in merito alla situazione degli ospedali, un po' in generale? Abbiamo attivato, verrà reso operativo in queste ore un servizio di ambulanza medicalizzata a Lampedusa, scelta voluta dal Presidente della Regione unitamente al Ministro della Salute Schillaci. Abbiamo avviato il percorso sul tavolo tecnico finalizzato alla revisione secondo criteri di razionalità della rete ospedaliera. Siamo intervenuti per un miglioramento dell'assetto del 118, cioè del sistema di urgenza ed emergenza. Stiamo lavorando intensamente con i privati attraverso i tavoli tecnici per favorire percorsi virtuosi che garantiscano appropriatezza e qualità delle cure del cittadino.